Oggi prepareremo un primo piatto siciliano, ovvero la pasta con i broccoli arriminati. Preparatevi per un viaggio culinario in Sicilia, con questo primo piatto che racchiude i sapori e i profumi dell'isola. Non fatevi ingannare dal suo nome, sull'isola per tradizione il cavolfiore viene chiamato volgarmente broccolo. E questa è una ricetta che lo celebra in tutta la sua bontà. Prepararla è piuttosto semplice, quindi allacciate il grembiuli che iniziamo subito a cucinare. Pronto e servito. Come prima cosa andiamo a pulire un cavolfiore. Andiamo a prelevare tutte le cime. E adesso laviamole accuratamente in abbondante acqua. Successivamente andiamo a pulire e a tagliare una cipolla dorata o anche bianca. E la trasferiamo momentaneamente in una ciotola. Una volta pulito il nostro cavolfiore, adesso lo mettiamo a bollire. Mettiamo a bollire il cavolfiore in acqua leggermente salata e lasciamo cuocere per il tempo necessario. Il cavolfiore dovrà risultare morbido e cotto. Nel frattempo in una padella inseriamo un filo d'olio extravergine di oliva e 4 filetti di acciuga. Facciamo sciogliere i nostri filetti d'acciuga, dopodiché inseriamo la cipolla e la facciamo rosolare fino a quando appassisce. Successivamente inseriamo 20 g di pinoli insieme a 30 g di uva passa che abbiamo precedentemente ammollato. Nel frattempo i cavolfiori saranno cotti, quindi li scoliamo e li mettiamo all'interno della padella. L'acqua di cottura del cavolfiore non la buttiamo perché poi ci cuoceremo la pasta. Mettiamo un mestolo di acqua di cottura, dopodiché schiacciamo un po' il cavolfiore. In un po' d'acqua sciogliamo 2 bustine di zafferano, che inseriamo poi all'interno della pentola. Assaggiamo, aggiustiamo di sale e aggiungiamo un po' di pepe. Mettiamo un altro mestolo di acqua di cottura e lasciamo cuocere fino a quando non si asciughi nuovamente. In un'altra padella noi nel frattempo prepariamo quella che in Sicilia si chiama muddica atturrata, ovvero mollica tostata. Quindi inseriamo un filo di olio extravergine di oliva e 60 g di pangrattato e lasciamo tostare. Giusto il tempo che la mollica assuma un colore più bronzato. Adesso è pronta e la togliamo dal fuoco. Nell'acqua dove abbiamo bollito il cavolfiore buttiamo giù la pasta. Quando la pasta è cotta la scoliamo e la trasferiamo all'interno della padella. Il formato tipico di pasta per questa ricetta è il bucatino. E ora siamo pronti per impiattare. E per finire mettiamo un pugno di mollica tostata. E adesso la nostra pasta con i broccoli arriminati è pronta per essere gustata. Pronto e servito!